Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Buonasera Tullio. Allora, questa sera abbiamo un parterre abbastanza folto. nutrito. Abbiamo del pubblico, abbiamo una delegazione e quindi parleremo appunto dell'inquinamento nel Veneto, in particolare quello di Rosà, che approfondiremo, vediamo fino a che punto ci sono le indagini e direi di non drammatizzare se non è necessario. Certo. E poi abbiamo la ricorrenza, successivamente abbiamo un incontro con i medici e gli specializzandi per riuscire a capire effettivamente questa carenza di medici, se è reale, se è fittizia, se ci sono dei fenomeni, e li abbiamo scoperti, di cambiamento del mondo della medicina e soprattutto del mercato dei medici. Diciamo che si inaugura un mercato di medici senza frontiere, senza allusione con l'associazione Meritevole, ma diciamo che i medici italiani se ne vanno all'estero e abbiamo circa il 50% degli specializzandi che si specializzano in Italia e poi vengono richiamati, non è che vanno in cerca di lavoro, vengono assorbiti da stati come la Francia, l'Inghilterra, la Germania e anche i paesi arabi, che li pagano molto meglio di noi e quindi volentieri se ne vanno altrove. Ecco, questo era il motivo della discussione. Ma io direi di presentare il nostro parterre, che è molto importante questa sera. Certo, presentiamo gli ospiti che abbiamo in studio. Buonasera innanzitutto all'architetto Mirko Campagnolo. Buonasera architetto, lei è dell'ufficio tecnico, ufficio urbanistica del comune di Rosà. Grazie di essere qua. Buonasera Salvatore Livorno. Buonasera. Esponente e rappresentante sindacale della UIL, autore di un libro intitolato Quanta bella monnezza. Sì. Grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco abbiamo Marina Lecis, buonasera dottoressa, consulente ambientale. Poi abbiamo Hermes Mocellin del Comitato Ambiente e Salute di Rosà, siamo in provincia di Vicenza. Buonasera Mocellin, grazie anche a lei di essere qui. E al suo fianco abbiamo l'avvocato Giorgio Destro. Buonasera avvocato. Buonasera. Ecco, è l'avvocato del Comitato Ambiente e Salute. Allora, prima di affrontare la questione delle cave e discariche dell'area di Rosà, ma poi parleremo magari anche di una situazione abbastanza comune in Veneto, noi abbiamo il nostro spazio dedicato alla ricorrenza storica, abbiamo la sigla in memorandum che ci dice di che cosa ricordiamo questa sera. Memorandum, storia e memoria. 2 maggio 1519. Muore in Francia all'età di 67 anni Leonardo da Vinci, pittore, architetto, scienziato e scrittore, uomo dai 1000 talenti e considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. Allora, ecco, ricordiamo questi 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Prima di sentire un po' anche tra i nostri ospiti un po' quali sono i ricordi e che cosa, diciamo così, ispira questa figura di Leonardo da Vinci, introduciamo l'argomento con un breve servizio. Sentiamolo. 500 anni fa moriva nel castello di Clou ad Amboise in Francia Leonardo da Vinci, una delle menti più illustri del genere umano. Figlio naturale di un notaio e di una giovane contadina, Leonardo mostrò subito il suo incredibile talento, già da giovanissimo. Studiò da autodidatta architettura, ingegneria, l'anatomia umana. Impara a scrivere da destra verso sinistra, anagrammando spesso le parole, questo per tenere segreti molti dei suoi appunti. Lavorerà a Firenze, a Roma, a Milano, prima di accettare l'invito del re di Francia, Francesco I, e trasferirsi al castello di Clou. Fu capace di anticipare invenzioni diventate attuali solo a distanza di molto tempo: l'elicottero, il paracadute, la tuta da palombaro, il frullatore, i robot umanoidi e anche le auto autonome sono solo alcune delle tante invenzioni pensate e progettate da Leonardo.
19 i dipinti che ad oggi sono attribuiti in modo unanime a Leonardo da Vinci. Sono quadri, affreschi, cartoni e bozzetti realizzati dal pittore scienziato toscano. Tra i più noti ricordiamo il Cenacolo, il Salvator Mundi e la Gioconda, la Monna Lisa, il quadro più famoso del mondo. Leonardo lo aveva iniziato anni prima a Firenze e lo finirà proprio in Francia per poi regalarlo ai francesi. Oggi, lo ricordiamo, è ospitata al Museo del Louvre di Parigi. Ecco, sicuramente una figura poliedrica, estremamente curioso, con una capacità però anche, come dire, di progettare per il futuro, Salvatore Livorno. Ma io credo che se uno pensa al genio italico, sicuramente pensa a Leonardo da Vinci. Tra l'altro è curioso, proprio in questi ore, in questi giorni, che in un'emittente francese ci sia attribuita i francesi si sono attribuiti la paternità di Leonardo da Vinci, no? Facendolo, come dire, passare o dichiarandolo come un genio francese. Ecco. Diciamo che sicuramente, io credo nei ricordi di ciascuno di noi, nei ricordi di scuola, negli studi, nelle visite magari fatte agli Uffizi o in altri musei, laddove si vedono le tracce del passaggio di Leonardo, si percepisce quello che è stato il grande genio poliedrico e multiforme di questa personalità incredibile, tutta italiana, ecco, di cui essere fieri, perché viva Dio, il nostro bel paese avrà e ha tanti problemi, però ha espresso anche dei geni incredibili, tra cui sicuramente un posto di primo piano spetta a Leonardo da Vinci. Certo, certo. Architetto Campagnolo, allora è una figura sicuramente che rappresenta l'Italia, ma questo fatto che lui poi si sia trasferito negli ultimi anni in Francia e che abbia anche regalato poi la... Sì, ho sentito anch'io un po' di queste polemiche, in realtà penso che il genio di Leonardo sia un genio dell'umanità, perché diciamo così sicuramente nasce e sviluppa nella culla toscana, fiorentina in particolare, ma poi insomma le sue capacità, la sua capacità di essere anche preveggente un po' in tutte le arti è secondo me il simbolo dell'apertura del Rinascimento, che insomma è prettamente italiano, diciamo così, ma poi va nei decenni successivi a comprendere un po' tutta l'Europa, insomma, ecco. Ecco, Mocellina, quindi è un patrimonio dell'umanità. Sì, un genio ribelle, come intitolato, che ci invidia tutto il mondo, però è un genio che si è protratto perché le genti, il nostro popolo, il popolo italiano ha comunque saputo coltivare, tant'è che tutta l'arte italiana e l'ingegno italiano è invidiato in tutto il mondo, questo bisogna riconoscerlo. Ecco, Marina Lecis, allora io dicevo prima una persona, un genio, un'intelligenza che ha saputo vedere veramente il futuro, perché quello che ha progettato, alcune cose le stiamo vivendo oggi. Assolutamente sì, ma soprattutto arte e scienza insieme vorrei vedere, e mi piacerebbe che questo messaggio passasse alle generazioni future, no? Quindi ricordiamoci i suoi studi anche proprio nelle proporzioni e nella base, la scienza comunque. Anche nella sua arte, se andiamo a vedere, ritroviamo i numeri della scienza che poi ritroviamo in natura, espressi nella natura. Avvocato Destro, vuole aggiungere qualcosa, anche una sua... non vorrei essere polemico e vorrei anche riallacciarmi a quello che ho sentito prima dire dal professore. Purtroppo l'Italia è quel paese nel quale nascono i geni o nascono comunque persone di notevoli capacità sotto ogni punto di vista. Poi però se ne scappano all'estero. È successo 500 anni fa, succede adesso, come ha detto giustamente e come concordo con il professore. Cosa dire di più? Sono orgoglioso come italiano che Leonardo sia italiano, per meglio dire sarebbe fiorentino, perché non era ancora costituita l'Italia come entità politica al momento in cui, quando è nato, ha dato i natali a Leonardo. In ogni caso dobbiamo essere tutti fieri di questa persona altamente intelligente, precursore dei tempi, e ha
tenuto dentro di sé tutte quelle caratteristiche tipiche italiane, cioè l'ecletticità. Cosa significa? Che sapeva fare molte cose, il medico, lo scienziato, l'urbanista, costruiva macchine da guerra, e quindi io ritengo che per tutto questo dobbiamo esserne orgogliosi. Ecco, io prendo spunto da appunto quello che dice l'avvocato. Gli artisti erano l'unica categoria che a quell'epoca erano liberi di studiare, di fare, perché l'artista, i pittori in particolare, avevano un potere notevole, perché riuscivano a creare il linguaggio e la comunicazione che a quell'epoca non c'era. L'ignoranza del leggere e dello scrivere di tutte le persone, degli italiani ma anche in tutti i paesi d'Europa, era al 99%, ma era voluta, perché questo costringeva la popolazione a essere ben sottomessa a quelli che erano i due grandi poteri, l'impero e la Chiesa. E la Chiesa voleva gli analfabeti. E allora come si poteva comunicare alle persone? Attraverso gli affreschi. Allora il sacerdote parlava, ed era l'audio dell'epoca, e il video, bastava girarsi, e ne abbiamo contezza nella Cappella degli Scrovegni, che abbiamo una lettura della storia della Bibbia e del Vangelo da sinistra verso destra, secondo le immagini progressive del tempo. E quindi la gente non sapeva, imparava attraverso la pittura. E i pittori erano quelli che avevano maggiore potere, ma già all'epoca di Dante, perché Dante era povero e diceva quanto sa di sale il salire e scendere le altrui scale, ma però allo stesso tempo il suo amico che era Giotto, dipingeva la Cappella degli Scrovegni, era ricchissimo, perché il potere stava nella pittura e i pittori venivano rispettati. E allora si creavano le botteghe, no? E Leonardo da Vinci viene portato alla bottega del Verrocchio, che è stata una delle botteghe più importanti del Medioevo e poi del Rinascimento, del Medioevo, perché la differenza avviene nel 1492, quando viene scoperta l'America, finisce il Medioevo secondo gli storici e incomincia invece il Rinascimento, cioè nascono le arti. Ma perché nascono le arti? Perché in Italia c'è tanta arte? Perché il fondamento dell'arte era la religione. E l'economia italiana, nonostante tutte le divisioni, era la più forte d'Europa. Perché arrivavano a Roma e in Italia le decime, che era il 10% del prodotto europeo cristiano lordo. Quindi se un contadino metteva insieme 100 sacchi di grano, 10 doveva darli al prete, che a sua volta teneva il 10%, il resto lo dava al vescovo, che a sua volta teneva il 10%, e il resto andava a finire a Roma, non sotto forma di grano, ma sotto forma di denaro. Quindi le decime, no? È uno dei motivi per cui ci furono delle grandi guerre. E l'Italia è ricca. E le scuole di pittura non si fermano alla pittura, come noi concepiamo poi recentemente, quindi dividiamo la pittura da tutte le altre scienze. La pittura raccoglieva tutte le altre scienze. Nella bottega del Verrocchio si imparava tutto quello che poi Leonardo ha acquisito e con la sua intelligenza è riuscito a sviluppare. Quindi l'architettura, quindi l'ingegneristica e quindi la chimica. Leonardo da Vinci modifica la polvere da sparo. Cioè, ha una tale percezione, ma c'è un'altra diversità di Leonardo da Vinci, al di là della sua intelligenza. È un figlio abbandonato, quindi ha una infanzia abbastanza contrastata e questo contrasto lo porta a pensare in maniera diversa. Leonardo ha poca fede, intendiamo, cioè il credere per il credere. Lui se vede, crede, che cerca di capire e ne trae le conseguenze. E questo lo vediamo in tutte le sue opere.
lui pensa in maniera diversa, pensa di andare sott'acqua e lo propone al Doge, no, che ormai c'è una flotta di turchi che vuole invadere Venezia, e dice andiamo per sotto gli scafi, facciamo un buco e così vanno tutti a fondo e non avremo neanche una battaglia. No? E il Doge è talmente indietro che non riesce a capire questa cosa, dice questo è matto. No? E abbiamo delle situazioni che sono avveniristiche, perché lui pensa in avanti, non ha preconcetti. E cosa vuol dire non avere preconcetti? Vuol dire che a volte l'istruzione, se è troppo invasiva nella mente dei giovani, crea dei preconcetti per cui non riescono a mettere in discussione quello che hanno imparato. Ed è quello che succede con Einstein, no? Un disarticolato dalla scuola che però la pensa in un'altra maniera e riesce a mettere in discussione, e allora viene confermata la teoria di Cartesio, cogito ergo sum, ma poi dice dubito ergo sum, cioè mettere in dubbio le certezze che ti dà l'insegnamento ti fa fare un salto in avanti. E questo è l'altro aspetto fondamentale. È la stessa cosa, ma soprattutto Leonardo è una mente che spazia e riassume in sé tutta la conoscenza. Ed è il primo che scrive un testo dove raccoglie tutte le sue conoscenze o le conoscenze dell'epoca. E quindi è il primo enciclopedista. E non furono i francesi all'epoca della rivoluzione i grandi enciclopedisti, ma fu Leonardo, no? Col Codice Atlantico. E fu il primo a scrivere un libro di medicina, perché i medici tramandavano parole, ma come era fatto il corpo umano, c'era già l'anatomia, perché l'Università di Padova nasce da una scissione dell'Università di Bologna che non accetta l'anatomia, e quindi c'è una fuga di cervelli anche a quell'epoca, vengono a Padova, che Padova era più libera, e quindi fondano l'Università di Padova, 1222, perché possono fare quelle cose che in altre città era vietato. Ma nessuno scrive un testo, ed è il primo a scrivere un testo di come è fatto, e lo vediamo nelle immagini, come è fatto il corpo umano, è Leonardo da Vinci. Te lo spiega fino nei dettagli. E c'è un Papa, perché questo succede molto avanti negli anni, quindi quando lui torna a Roma, e c'è un Papa che lo vieta, dice tu non puoi fare queste cose. E quindi abbiamo una Chiesa che vieta tutto, e poi vedremo che addirittura c'è un processo a Galileo Galilei, molto più tardi. Immaginate allora quanti divieti c'erano. In questo senso la conoscenza era vietata a tutti, perché la conoscenza doveva venire solo dai testi sacri. E quindi noi siamo rimasti indietro. Cioè questo è la punta di un iceberg, Leonardo da Vinci. Di quanta gente, se lasciata libera nel pensiero, sarebbe riuscita a costruire tante realtà e tante cose importanti che invece sono state rimandate di secoli proprio per questo motivo. E siamo all'epoca della Santa Inquisizione in Spagna, siamo all'epoca della scoperta dell'America, e quindi c'è un mondo da scoprire, e in questo contesto Leonardo ci si infila. E allora, per esempio, è rivoluzionario anche nella pittura. Perché? Perché ha un competitor a quell'epoca, che è Michelangelo Buonarroti, che non è nemmeno un pittore, è uno scultore, ma viene incaricato dal Papa a dipingere la Cappella Sistina. E quando Leonardo vede la Cappella Sistina dipinta in quella maniera, dice ma che cosa hanno queste persone? Hanno dei tuberi sotto la pelle, perché Michelangelo tendeva a esaltare il corpo da buon scultore, no? Ma soprattutto quello che voleva perseguire Michelangelo era praticare il movimento nell'immagine. Se voi osservate bene, tutte le immagini di Michelangelo sono in atto nel momento clou di un fatto, di un movimento, di un accadimento. E questo era importante per lui.
Leonardo va in un'altra direzione. Leonardo cerca la tridimensionalità e la vediamo proprio in questo momento, ecco, le pitture di Leonardo, e questa tridimensionalità che oggi vagamente riusciamo a percepire, allora era molto più evidente, perché Leonardo dipinge in maniera completamente diversa, ma anche altri pittori lo facevano. Non parte dal fondo bianco, parte dalla pittura nera. La sua tela è nera, così come farà anche Michelangelo, come faranno poi molti altri. Perché il bianco che è dietro non esalta il colore, lo deprime. E quindi io devo caricare, e Leonardo usava delle pitture particolari, dei colori particolari di sua invenzione, e vediamo la Gioconda, se ci fermiamo qua un attimo sulla Gioconda. Questa Gioconda lui la tiene in vita per tutto il tempo, tant'è che se la porta in Francia e poi la venderà, o secondo altre versioni i suoi parenti la venderanno al re di Francia e diventerà patrimonio francese. Ma questa Gioconda che crea un sacco di enigmi, in realtà se noi la vedessimo fresca appena fatta, diciamo, ancora sotto il pennello di Leonardo, avremmo un'idea di un'immagine che esce dalla tela. C'è una tridimensionalità. Perché lui teneva fresche queste pitture che ormai si sono seccate, e sono pitture che peraltro non resistono nel tempo, come è successo anche nel Cenacolo, e quindi questa Gioconda sta polverizzandosi e quindi non si sa come riuscire a conservarla come era. Ma quello che noi vediamo oggi non era quello che Leonardo aveva dipinto, tant'è che altri pittori, guardando la Gioconda, piangevano, perché dice mai riusciremo noi a dare una tridimensionalità alle immagini. E allora se voi immaginate questa figura e poi le immagini, per esempio del Verrocchio piuttosto che di altri pittori, vedete che le immagini sono piatte, sono belle, hanno bei colori eccetera, ma questo senso di sfumatura della profondità dell'immagine è tipicamente leonardesca ed è estremamente faticoso a farla. Ecco, questo è uno dei motivi per cui Leonardo andrebbe ricordato. E poi naturalmente tutte le sue scoperte. Il carro armato aveva inventato lui, sia nel nome sia nell'effetto bellico, ed era uno che era dichiaratamente, lui scriveva, era contro la guerra, però di necessità virtù. E quindi ha creato il carro armato, la grande balestra e tutte le grandi invenzioni, copiava dagli uccelli, e quindi il deltaplano, ne hanno fatto una riproduzione recentemente, e il deltaplano di Leonardo vola. Ma c'è di più, che nelle sue immagini, nelle sue rappresentazioni, le storpia appositamente, pone un codice, per cui quel deltaplano viene ricostruito ma non funziona, e poi siccome a fianco ci mette un uccello che vola, allora capiscono che manca qualcosa, mancava la coda al deltaplano. Quando gli inseriscono la coda come quella di un uccello, prendono il volo, e l'ha provato il campione mondiale di deltaplano, l'ha provato e effettivamente vola. Ecco un'altra delle cose. Ma andare sott'acqua, l'idea di mettere dei vetri e una pelle di cinghiale immersa nella cera e riuscire ad immergersi, l'hanno provato ed sono riusciti a farlo. Ecco, questa idea della persona che non è legata al condizionamento che allora veniva posto alle persone, e soprattutto la libertà che gli artisti avevano e quindi volavano, oltre quello che erano i limiti che la Chiesa a quell'epoca imponeva, faceva sì che queste persone spiccassero veramente il volo. Ed era importante perché Leonardo, diciamo, è un esempio di quello che non viene omologato dai poteri costituiti.
ha un pensiero libero e liberamente poi si muove nel territorio e avrà tutte le esperienze che avranno. Quello che sarebbe importante sarebbe fare una trasmissione solo su Leonardo e sul come questa persona è riuscita a liberarsi dai preconcetti per riuscire a immaginare un futuro che oggi scopriamo che è attuale. Qual era il limite di Leonardo? Che non aveva motore a scoppio, non aveva tutti quei mezzi, quelle tecnologie, quella componentistica che oggi ci giova molto per riuscire a volare, a fare l'elicottero e tutto il resto. Però se voi immaginate la povertà dei mezzi dell'epoca e l'idea di poter costruire, per esempio quello che stiamo vedendo adesso, il modello dell'elicottero, vi dice che è una persona che sicuramente dà grande dignità all'Europa e all'Italia. Certo, una figura sicuramente che andrebbe ricordata anche più spesso e non solo nelle ricorrenze, no? Perché poi avviene così. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda la ricorrenza storica, adesso facciamo un breve break pubblicitario, ma torniamo subito e affronteremo, dunque inizieremo a parlare di cave, di discariche e parleremo appunto anche del caso di Rosà. A tra poco, dopo il break.